Vittoria in terra pesante per il Savio di Fabrizio Feroce contro la Vigor Perconti nella prima giornata di ritorno del girone C. Gara spartiacque al Vianello tra i Blues e i Blaugrana, con il Savio che si impone in rimonta per 4-2. Prima occasione da gol in favore proprio dei padroni di casa al minuto numero 12 della prima frazione di gioco, azione respinta dal numero 1 Blaugrana. Poi è la Vigor a farsi vedere su calcio d'angolo con Ibziku, colpo di testa alto. Il vantaggio del Savio è un'azione stupenda, panetta per Di Giulio, Pergolini al volo di sinistro, palla sotto l'incrocio e 1-0 al 26esimo. Alla mezz'ora la Vigor risponde, conclusione ravvicinata, mutata in calcio d'angolo dall'estremo difensore dei padroni di casa. Vigor Perconti che poi attacca e al minuto numero 36 trova il pareggio con l'ex giocatore dell'Ermada ed anche ex Fondi, Montano. Al 36esimo del primo tempo è 1-1. Vigor Perconti che apre invece nel finale di gioco nella sua difesa e rischia questa volta sull'attacco della formazione padrone di casa. Blaugrana che si salvano. Inizio di ripresa è tutto per la Vigor Perconti. Cavallini destro su calcio di punizione, bacia la traversa e palla in rete, con Vigor Perconti in vantaggio al sesto del secondo tempo, 2-1. Vediamo il replay della splendida punizione battuta da Cavallini. Poi è ancora la Vigor Perconti ad attaccare, match che vive sul filo delle emozioni, palla sul lato di destra in favore per la formazione blaugrana, palla dentro l'area di rigore, conclusione che però viene svirgolata e Panetta ad inventarsi il 2-2 con una conclusione dalla distanza di sinistro. Portiere blaugrana sorpreso e dal 12esimo del secondo tempo è 2-2 il punteggio. Vigor Perconti che allora non ci sta e attacca sul lato di sinistra del campo. Ibziku manda il pallone in verticale con la conclusione che però termina sull'esterno. E allora il Savio ad attaccare al 21esimo del secondo tempo da azione d'angolo, colpo di testa perfetto da parte di Siepe che anticipa tutti e porta in sul 3-2 il Savio. Blues che chiudono il match invece al minuto numero 31, conclusione da parte di Panetta respinta dal portiere ospite Di Giulio, e lì è come un falco e al 31esimo chiude tutto con il 4-2. Savio pericoloso ancora nei minuti finali e ancora Di Giulio a lasciare il pallone allo stesso Panetta che colpisce il palo, poi azione che si perde in offside, ultimo calcio di punizione per la Vigor, poi triplice fischio finale.